criminali. Un pane di terriccio sperato, poi spangato, atterrato con un'operazione di chirurgia pollinare. C'era un perenne sussurro del parlato della comunità del Visignanese, scriveva ancora siciliano, e un'indulgenza a proverbio che ripetevano con facilità sembrava più un adagio che un ironico modo per definire una metafora della propria identità. Poi ritorna ancora sulla casa, sulla letteratura e le vicende storiche nazionali che hanno attraversato anche questo paese, il mondo contadino, la sua gente, il paesaggio, le abitazioni, le strade, le architetture, i riti, la fedeltà, i valori antichi. Ecco, tutto questo nel romanzo viene richiamato, e ancora con la vita obliqua ritorna ancora Visignano nel momento in cui si sono verificati i disordini nel periodo fascista contro i socialisti, e quindi parla di questo dopoguerra, delle lotte contadine, degli anni dell'emigrazione. Questo è l'impegno letterario che ha dato e restituito spessore alla memoria storica di questi luoghi che in altre situazioni hanno rischiato la dimenticanza. Ecco, io ho avuto il piacere, concludo, di incontrare per la prima volta a Cosenza, nella sede del corso teatrale Enzo Siciliano. Ero assessore alla cultura, appena laureato, con la passione per il teatro, fece aderire il comune di Visignano al consorzio teatrale, tra i primi della Calabria, promuovendo in quegli anni il teatro tra i giovani, parlo degli anni '80, ed è stata quasi una mezza rivoluzione, se si tiene conto che non esistevano strutture e forse neanche una sufficiente coscienza del valore educativo della cultura teatrale. Enzo Siciliano era il direttore e riuscì a dare questo impulso alla cultura teatrale con produzioni importanti che superarono i confini regionali, e a valorizzare in quella occasione diverse risorse intellettuali calabresi. Tra queste mi piace salutare e ricordare il mio amico Mauro Minervino, compagno di studi universitari, ricercatore accanito della storia della Calabria, e appunto adesso con questa che ha curato insieme a Mario Desiati questo volume sulle memorie di Enzo Siciliano. Di Siciliano mi ha ancora disarmato la sua smisurata umanità. Spesso mi chiedeva dal paese come era trasformato, che cosa facevano i giovani, gli artigiani, se continuavano negli antichi mestieri. Insomma, trovavo sempre un modo per ritornare a quelle radici. Quel periodo resta tra i momenti più emozionanti della mia vita, segnando un'amicizia mai sopita negli anni, anche quando divenne presidente della RAI, e anche se gravata da numerosi impegni, trovava sempre un momento per un incontro a Palazzo Strozzi, al gabinetto del sito era direttore. In quell'occasione gli manifestai anche la volontà da parte dell'amministrazione comunale del tempo di volergli conferire la cittadinanza onoraria. Conservo ancora il biglietto autografo di ringraziamento per quella proposta. Oggi essere riusciti nell'intento di quanto pensare, io credo che sia non solo bello, ma incantevole, soprattutto in questa scuola, che nel nome del Siciliano dovrà essere un laboratorio del pensiero culturale, aperto alla ricerca, un luogo dove si formano le coscienze e dove tutti insieme avvertiamo le ansie e le speranze più autentiche proprio di quei giovani che Siciliano ha sempre portato nel suo cuore. Si dice che la tenacia dei calabresi va da messa a proverbio. Non so se queste genericità possono avere credito. La Calabria è scenario più minacciato per più compositi. I generi si sono perduti tra sangue greco, romano, ebreo, barbaresco, cioè turco, algerino, tunisino, marocchino, quindi normanno, quindi francese, quindi spagnolo. Infine passarono i dei Garibaldi, per non dire che c'era stato al seguito del cardinale Russo. Più che la tenacia su quelle coste, per quei monti, per quelle crete, ha allineato l'orosità, il rancore, la paura, un fosco coraggio che ha deferito. Magari un'improvvisa
generosità e un segreto impegno della sensualità o della bellezza fisica della natura, ma anche l'egoismo. Questi sentimenti si aprono nell'anima del calabrese come si possono aprire un colpo le vele ad un bel tiro di vento, ma poi sparire come una nuvola diafana al soffio della brezza. Al calabrese di tutto questo gli resta il sapore in bocca, la malinconia, ed è la malinconia che con verità e continuità gli marca lo sguardo per un verso misterioso di vita. In Calabria non ci furono vicende come a Palermo, niente città capitale. Forse consacrata dalla leggenda della tomba del re Alarico nel Musento, Cosenza con quest'opera di vita architettonica e intellettuale. Telesio e Campanella furono pari luminosi, ma altrove. Allo stesso modo i baroni del luogo non ci pensavano due volte ad andarsene a Napoli a corte e là sprecare vita e denari. La Calabria è un giorno pieno di nani che si sfarina, qualche castello, qualche palazzo di stile spagnoletto, ma devastato dall'incuria, rarissime biblioteche di famiglia, spesso disperse dal figlio spurio fatto nascere a casaccio nel ventre della serva, che il destino, o ancora il caso, vuole si impossessi di tutto, senza avere testa di fare tesoro di quanto gli è arrivato tra le mani. Oltre a ringraziare gli amici che sono venuti a dare affettuosamente un ricordo di mio padre, le autorità che con forza hanno voluto questo istituto, la dottoressa Pilotta, tutti voi che siete qui. Vorrei però fare l'augurio a tutti gli studenti che frequenteranno quest'esame e spero che aver frequentato il liceo Maestri Siciliano vi porti fortuna e comunque il piacere di ricordarsi di aver frequentato una scuola che porta questo nome. Grazie. Dopo tutte queste emozioni voglio ringraziare per l'impegno e la disponibilità, per concludere, di tutti per l'organizzazione di questa cerimonia, il mio vicario, la professoressa Angela Guido, la collaboratrice professoressa Anna Maria Florio, lo staff organizzativo così composto dal professor Mimmo Rose, da Veneranda Margiotta, da Loredana Tagliaferri, da Rosalvino Turco, da Roberto Bernardo che ha curato tutta la parte, è andato tutto benissimo, grazie, grazie veramente. Bernardo lì in fondo, con gli sposi che hanno reso possibile senza interruzione alcuna tutta questa manifestazione, veramente bravi. La professoressa Amalia Chiappetta qui presente che ha curato l'immagine di tutta la manifestazione con grande cura, grazie professoressa Chiappetta. Francesco Laviani che ha curato tutta la parte fotografica, è vero? E la professoressa Antonella Ciardi, che non so se è ancora qui in sala, che ha curato tutto e di più, devo dire, fino a pochissime ore fa. La professoressa Carla Palumbo, il professor Vincenzo Scorza. E un ringraziamento particolare va anche al direttore dei servizi amministrativi, la dottoressa Maria Teresa Manes, e a tutto il personale amministrativo. Un ringraziamento quindi ai collaboratori, in particolare collaboratori scolastici, Enzo, Davide, Tonino, Umile, Rosario, Mario, Carlo e ancora Mario, che si preoccupano e si occupano con impegno quotidiano della cura di questo istituto bellissimo, che dobbiamo mantenere così com'è, veramente renderlo sempre più bello, con l'aiuto di tutti e con l'aiuto soprattutto dei miei studenti.
a cui va un augurio veramente. Adesso questo istituto si chiama Indio Siciliano, dobbiamo mantenere alto questo nome, vero? Ce la dobbiamo mettere tutta, veramente. Dobbiamo essere noti non soltanto perché portiamo questo nome, ma anche per la qualità dell'insegnamento che diamo, è vero? E voi dovete portare alto quando uscite da questa scuola, sempre, ve l'ho detto. Ringrazio ancora l'amministrazione provinciale, l'amministrazione comunale di Pisignano che mi sono stati vicino, devo veramente, non lo so, magicamente sono riuscita grazie a loro a creare tutto questo in pochissimo tempo per la sinergia proprio che abbiamo avuto proprio tra l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale. Io veramente mai potevo pensare veramente questa collaborazione grande, certe volte è stata una mia insistenza, però loro sono stati sempre pazienti, mi hanno ascoltato, ma sì, adesso vedrai, non ti preoccupare che andrà tutto bene, non essere in ansia, e come al solito è andato. Io spero tutto bene, che vi sia piaciuto, abbiamo avuto queste grandi persone, veramente. Francesco è veramente un caro ragazzo, lo terremo sempre nel cuore, Mauro Guarcanti, Mauro Riccardo, appena conosciuto, Mauro Minervino, e soprattutto veramente inizieremo con loro a lavorare per il premio letterario Adello Siciliano. Veramente questo sarà un momento importante per la Calabria, per tutti noi, per i nostri ragazzi, per dare una svolta veramente a questa regione, è vero, a questa regione così distrattata, un po' di luce, veramente la vedremo, la cultura, vero? Sia di destra, di sinistra, non ha problema, è vero, tutti lavoreremo insieme, affinché questo possa accadere a breve, con il vostro aiuto. Arrivederci, dirà un attimino soltanto di pazienza, ragazzo. Sì, grazie a